E allora eccoci tornati in studio, ultima parte della nostra trasmissione che dedichiamo a un commento alla fine della settimana, diciamo così, dopo il voto delle europee. Ormai come dire, i dati sono conosciuti, però insomma c'è un po' da ragionarci sopra, no? Ma sì, che influenza avranno in questo governo, nei partiti? Si rimetterà in discussione questa alleanza di governo oppure cambieranno delle cose? Abbiamo visto che ciascuno ha preso in una certa maniera le proprie sconfitte, le proprie vittorie, ed è giusto che ne parliamo con i nostri telespettatori perché sono andati a votare e vorrebbero sapere adesso cosa succederà nelle prossime settimane e soprattutto se questo governo andrà avanti e come andrà avanti, perché quello che abbiamo bisogno è di avere un governo che governa come la gente ha bisogno che governi, cioè con delle certezze nella gestione delle cose, e queste certezze naturalmente danno anche impulso a quella che è l'economia del Paese. Certo, presentiamo gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio. Buonasera all'onorevole Marco Marin, buonasera, esponente di Forza Italia, buonasera ad Achille Variati, buonasera, esponente del Partito Democratico, grazie anche a lei per essere qua, buonasera a Sergio Berlato. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori, buonasera. Europarlamentare forse, no? Fratelli d'Italia. Buonasera a Luciano Sandonà, della Lega, consigliere regionale. Allora, elezioni che hanno sancito una sorta di rivoluzione negli equilibri politici interni, no? In particolare a livello di governo. Abbiamo visto possiamo dire così, il tonfo del Movimento 5 Stelle, abbiamo visto la salita dei Fratelli d'Italia, abbiamo visto anche un Partito Democratico che, tra virgolette, possiamo dire, insomma, un po' rinfrancato, no? Possiamo dire così, no? Variati. Rinfrancato, io sono di quelli sempre molto prudenti. Diciamo che il Partito Democratico, dopo la batosta sonora che si è preso nelle ultime elezioni politiche, a un anno, dopo le primarie con Zingaretti che diventa segretario, in qualche modo con fatica ma gira pagina rispetto al tempo di Renzi, insomma qualche segnale positivo è venuto, alcuni punti, alcune facce, alcuni stili che sono utili per il tempo che verrà, secondo me. Certo, Marin, Forza Italia invece, insomma, qui non è che ha segnato il passo, possiamo dire che stiamo, anche soprattutto ad esempio anche in Veneto, il risultato è stato tutt'altro che soddisfacente. Sì, il risultato non è stato soddisfacente, ne siamo coscienti, poi le europee sono elezioni, devo dire, particolari, però siccome i numeri non hanno colore politico sicuramente è così, ed è per questo che abbiamo avviato già fin da ieri una riorganizzazici, perché noi crediamo che lo spazio politico non solo ci sia ma sia ampio, perché il PD di Zingaretti si sposta verso sinistra, poi ci sono la Lega e Fratelli d'Italia che sono a destra, il Movimento 5 Stelle che è evanescente, e quindi noi crediamo che lo spazio dei liberali, dei cattolici, dei moderati, dei riformatori sia molto ampio nel Paese e anche in Regione Veneto. Ci stiamo riorganizzando per ripartire naturalmente. Certo, ecco Berlato, allora invece Fratelli d'Italia, insomma, sicuramente un risultato soddisfacente per voi. Sì, Fratelli d'Italia qui in Veneto in particolar modo ha segnato un risultato più che soddisfacente. Io da coordinatore regionale del partito ho preso le sorti del partito nel 2015, abbiamo fatto alle regionali poco più del 2%, poi alle politiche dell'anno scorso abbiamo fatto il 4,5%, adesso è il 6,8%, ciò significa che abbiamo un trend in forte crescita e credo che di poter scommettere, avevo già scommesso io che avremmo fatto un risultato sopra il 6 in Veneto e superando anche Forza Italia, non perché abbiamo qualcosa contro gli amici di Forza Italia, anzi, ma per dire perché il trend era questo. Come adesso faccio la scommessa che per le regionali dell'anno prossimo supereremo il 10%, vuol dire che il nostro trend continua. Noi abbiamo presentato il nostro progetto politico, Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni l'abbiamo presentato all'Italia, a tutte le forze politiche, molti stanno aderendo al nostro progetto politico, vogliamo diventare nel giro di poco tempo
la seconda forza politica nel centrodestra, pronti ad allearsi con la Lega e ad allearci anche con Forza Italia nella misura in cui Forza Italia deciderà di aderire al nostro progetto politico di centrodestra, quindi siamo pronti a presentarci anche per il governo del Paese. Credo che i risultati delle elezioni europee non avranno riflessi positivi solo in Europa, ma avranno riflessi positivi anche a livello nazionale, perché come vedete, state constatando, gli equilibri tra le due forze di governo, Lega e i 5 Stelle, stanno fortemente scricchiolando, e credo che non mancherà molto il fatto che si romperà il contratto di governo e quindi spero di poter andare presto alle elezioni per fare in modo che il Paese possa essere governato dal centrodestra per far ripartire il Paese. Per il bene degli italiani. Certo, e quindi cambiare. Dopo sentiremo cosa ha detto la Meloni appunto in proposito. Luciano Sandonà, un 34%, diciamo un risultato importante che però, come dire, vi carica ulteriormente di responsabilità. Ma Salvini prima delle elezioni aveva detto che l'obiettivo era quello di capire se gli italiani erano o meno d'accordo con le politiche del governo, in particolare le politiche della Lega. Quindi diciamo che una volta tanto le elezioni europee per Salvini avevano un sapore anche di test nazionale. No? Credo che per tutti queste elezioni europee hanno avuto un sapore di test soprattutto nazionale, anche se il tema in realtà era il tema europeo, è un tema ampio. È stato anche in parte dibattuto, però il test era importante per capire anche i nuovi equilibri che c'erano nel Paese. Si è visto un'inversione, come avete messo anche voi nel titolo, completa, diciamo, del voto dalla Lega ai 5 Stelle, quindi il totale della sommatoria del governo è la stessa, però cambia radicalmente, diciamo, i due addendi, ecco. Quindi per noi questo aveva questo tipo di significato. Dobbiamo anche sottolineare il risultato in Veneto, che è stato un risultato straordinario, che avvicina praticamente è al 50%, al 49,9%, un elettore su due. Un elettore su due è una percentuale che mai la Lega aveva raggiunto anche nella nostra regione, che quindi rafforza ulteriormente non solo l'asse nazionale, la politica di Salvini, ma anche la politica a livello regionale portata avanti dal nostro governatore Zaia, dal governo regionale, e quindi anche questo in tema di referendum per l'autonomia e negli altri temi toccati. Per finire ci sono stati risultati molto soddisfacenti anche nei comuni e amministrazioni locali, in Veneto, per esempio in provincia di Padova, ma anche nelle altre province venete, dove la Lega ha portato tanti nuovi sindaci. Certo, bene. Adesso allora iniziamo a sentire un po' quelli che sono stati i commenti a livello nazionale dei vari esponenti politici. Allora, innanzitutto iniziamo, purtroppo sono stati invitati ma non avevano la disponibilità il Movimento 5 Stelle, ma iniziamo a sentire che cosa ha detto appunto Matteo Di Maio dopo l'esito del voto. Ricordiamo anche che ieri sera poi la votazione in rete e sulla piattaforma Rousseau gli ha, come dire, confermato la fiducia dei grillini. Intanto sentiamo che cosa ha detto. Porteremo avanti il programma di governo con la solita lealtà al nostro principale alleato, che è il contratto di governo. Io voglio portare avanti le promesse che abbiamo fatto agli italiani, ma allo stesso tempo, come forza politica, non rinunceremo mai a dire in questo governo quello su cui non siamo d'accordo. I vertici che si faranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni sono per definire le priorità dei prossimi mesi da realizzare. Voglio dirlo chiaramente, una forza politica con tutta l'umiltà del caso, che ha realizzato 9 dei 10 provvedimenti fatti da questo governo nei primi mesi, al massimo continuerà a dire sì. Noi pensiamo che si debba andare avanti per fare le cose e farle in maniera sempre più veloce. Poi, se ci sono delle richieste che vengono dalla Lega, io aspetto che le facciano di persona, perché mi auguro che sia finita la stagione in cui ci diciamo le cose a mezzo stampa e ci guardiamo negli occhi e lavoriamo
con ancora più intensità ai fatti da realizzare. Io ho trattato sempre la Lega su ogni legge che scrivevamo, gli emendamenti che concordavamo per approvarli e così via, sempre alla pari. Io non ho mai fatto pesare il fatto che se ne dovessero approvare 2 del Movimento ogni provvedimento della Lega. È sempre stato un rapporto alla pari, quindi anche per questo da oggi per me non cambia niente. Continuiamo a lavorare con lealtà sugli obiettivi che vogliamo realizzare, che sono... Ecco, questo insomma Marina avrebbe dovuto dimettersi Di Maio, dopo parliamo anche di quello che ha detto. Ma non metto la bocca all'interno del Movimento 5 Stelle e degli altri partiti, e particolarmente non la metto sulla piattaforma Rousseau, perché abbiamo già visto il valore che ha la piattaforma Rousseau. Però l'attendibilità. La credibilità sì, certo, pari a zero, certo. Ma detto questo, per stare alla politica, ormai diciamo che la separazione fra Movimento 5 Stelle e Lega è fortissima. Si sono offesi, parole di Salvini, parole di Matteo Salvini, ormai ogni giorno arrivava un'offesa, più di una, quindi io credo che il rapporto difficilmente possa essere recuperato. Sento che Di Maio stempera i toni, loro sono 223 deputati alla Camera, dividiamo a metà per il Senato, con i numeri di oggi tornano in 60. Io non credo che il Movimento 5 Stelle abbia la forza oggi di andare al voto per la loro rappresentanza, e soprattutto abbiamo visto cosa ha fatto ieri Matteo Salvini. Ieri Matteo Salvini è andato da Tria, cioè dal Ministro dell'Economia, con i viceministri, i ministri, i sottosegretari, a dire cosa andava fatto. Cioè, mi pare quindi che oggi diciamo su che tutti oggi... i giornali che la credibilità, anche l'aspetto umano, etico, diciamo, per Conte. È vero che Conte non è mai contato nulla, vaso di coccio fra 2 vasi di ferro, però insomma la pressione è molto forte, io non credo che possano fare molta strada assieme. Sentiamo anche quello che ha detto Salvini ieri nel pomeriggio. Ovviamente non questiono sul governo, su quelle vicende giudiziarie, ma se qualcuno mi dicesse, ad esempio, stando a quello di cui ci siamo occupati stamattina, no, la riduzione delle tasse può attendere, no, la nuova pace fiscale può attendere, no, il codice degli appalti va bene così com'è, no, i rifiuti continuiamo a mandarli in Olanda e in Germania, no, la TAV, anche se ci danno più soldi e i piemontesi hanno votato, non la vogliamo. Un no, 2 no, 3 no, 4 no, 5 no, 6 no. Io sto rispettosamente aspettando il voto della piattaforma Rousseau. È bizzarro che ci siano 60 milioni di italiani che oggi vivono nella sospensione dei termini in attesa che si esprima la piattaforma Rousseau, però io rispetto l'organizzazione di qualsiasi altro partito. Da stasera alle 21, se si lavora, si va avanti. Se si continua a bisticciare, l'Italia non ha tempo da perdere, la Lega non ha tempo da perdere. Io credo a questo progetto, a questo contratto, a questo governo e a questo Paese. Però non ho più voglia di perdere tempo e penso che il voto degli italiani domenica scorsa sia stata un'indicazione chiara. Lavorare, 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 perché la politica dell'insulto che si è protratta per settimane da parte di qualcuno nei confronti miei e della Lega non è stata punita da Salvini, ma è stata punita dagli italiani. Allora, Variati, lei crede nel futuro di questo accordo di governo? No. No, perché è evidente, sta nelle cose, è un anno che sono bisticci che dicono no, ma non siamo nemmeno alleati, cioè tra Lega e 5 Stelle non si sono neanche definiti come alleati, eppure partecipano allo stesso governo. Ma io penso che 5 Stelle paghino molto anche la loro inesperienza, cioè loro vanno alla Camera e al Senato con una valanga di parlamentari, sono i veri, coloro che veramente hanno vinto le elezioni un anno fa. E che fanno? Fanno questa alleanza con Salvini, lo posizionano in una vetrina straordinaria che è quella del Ministro degli Interni, gli consentono di fare una recita, un racconto al Paese straordinario, perché lui è capacissimo di fare questo, poi magari sui dati concreti degli immigrati che stanno nel Paese, quelli che non dovrebbero stare, che dovrebbero tornare a casa loro, abbiamo perso di vista come stanno le cose, però lui fa questa grande recita, cresce, e questi è come se gli avessero fatto delle trasfusioni di sangue in continuazione,
E a questo punto Salvini è diventato troppo forte, troppo forte. Ormai lui fa il capo del governo, è evidente, no? Detta l'agenda delle cose. Ora, questi 5 Stelle hanno solo 2 ipotesi: o per dignità staccano la spina, riprendono i loro valori, le loro idee, le difendono, magari anche in occasione delle prossime elezioni pagheranno un po', ma terranno l'anima, oppure continueranno a fare i servi in questo governo dove francamente a comandare sarà la Lega, senza capacità di esprimere un bel niente se non ubbidire. Quello che poc'anzi il senatore diceva, ma alla fine ieri il vicepresidente insomma, del Consiglio dei Ministri Salvini è lui che va dal ministro, accompagna gli altri ministri, stabilisce le prime agende, fa da Presidente del Consiglio. Quindi io credo che la cosa migliore in assoluto, arrivati a questo punto, poi magari una parola lo diciamo anche dell'Europa se lei riterrà, certo, come no, certo, assolutamente. Però arrivati a questo punto la cosa migliore è quella di mettere a posto le cose, tornare al voto da parte degli italiani e magari costituire un governo nuovo. Sarà un governo di centrodestra, che avrà finalmente un programma e ci confronteremo. Il Partito Democratico sarà l'opposizione, ma almeno sarà l'opposizione di qualcosa di chiaro, no? Perché qui non c'è neanche quello. E intanto mi consenta, la gente che cerca lavoro continua a far fatica a trovare lavoro, i giovani sono in difficoltà, i pensionati che dovevano avere chissà cosa hanno avuto un taglio delle stesse pensioni. Insomma, non è che le cose stiano andando bene. Senti, abbiamo sentito Salvini e Di Maio, sentiamo anche che cosa ha detto. In questo caso abbiamo raccolto la voce di Renzi, di Matteo Renzi. Sentiamo. Ma il PD queste elezioni europee le ha vinte o le ha perse? Io credo che possiamo parlare di un pareggio, di un buon pareggio per carità, perché siamo arrivati secondi nel 2019, come eravamo arrivati secondi preciso nel 2018, si sono invertiti il primo e il terzo, la medaglia d'oro e la medaglia di bronzo, Salvini e Di Maio, che di bronzo non hanno soltanto le medaglie, diciamo, ma il punto fondamentale è che il PD era secondo, è rimasto secondo, ha perso in valori assoluti circa 120.000 voti, ma ha guadagnato in valori percentuali 4 punti percentuali. E se ci pensate era abbastanza normale, perché hanno votato PD, possono piacere o no, non scrivete insulti per piacere sulla pagina, hanno votato PD i D'Alema, i Bersani, ma anche persone che avevano votato per altri partiti. Prodi aveva votato per un partito che si chiamava Insieme, per esempio, oppure il partito dei popolari, la lista popolare di Beatrice Lorenzin o di Casini, o tanti che avevano votato la lista della Bonino. Dunque tutte queste persone sono tornate a votare PD, il PD è cresciuto in termini percentuali, purtroppo non è cresciuto in termini di voti, ma io credo che la cosa importante sia stata aver fatto tutti una campagna senza polemiche. Eccolo qua. Allora, guardi, io sono una persona sincera, lo sono sempre stato e anche piuttosto libero. Io dico a Matteo, senti Matteo, tu capisco che hai una voglia straordinaria di dire la tua, però uno che porta il Partito Democratico dal 40% al 20%, anzi meno, forse se stesse un po' zitto sarebbe meglio. Oggi il Partito Democratico viene un po' rianimato da una figura come Zingaretti. Abbiamo fatto una trasmissione intitolata, preso dal testo di un libro, no? Di Curzio Malaparte, Maledetti toscani, e lui spiega da toscano come siamo fatti noi, e c'è poco da fare, è toscano da parlare. Sì, ma questa roba qui indispone, no? Indispone un pochino anche me che sono, sì, che toscano non sono. Ma vuole sapere perché? Perché la maggior parte dei politici
parla del proprio partito, però non parla della gente. Ha ragione. Allora, Sapesse quanto io sono d'accordo con lei. Ricorro a una figura che non sempre è amata, no? A Mussolini, che aveva una capacità di comunicazione che era fuori misura per l'epoca, ma forse c'è ancora da imparare. Parlava agli italiani, non parlava del partito io sono, eccetera. Parlava agli italiani, sì. Interloquiva con gli italiani, adesso a modo suo ovviamente, non c'è da copiare, però la maggior parte dei partiti abbiamo vinto, abbiamo perso. E tutto l'apporto, mi scusi, del voto degli italiani diventa zero, cioè si sentono esclusi anche dallo stesso partito per cui hanno votato. E bisogna imparare dagli inglesi che vanno casa per casa a stringere la mano. E non è cosa da poco. Allora hai un rapporto diretto e lo mantieni per la prossima volta. Se no la prossima volta, visto che le ideologie sono sparite fortunatamente, devi ricominciare da capo e inventarti un'altra storia, promettergli il cielo in terra o cose di questo genere. Ma soprattutto io credo che abbiamo pochi politici preparati a fare la politica. La politica è il mestiere più difficile che c'è. Perché pochi politici conoscono come gestire il paese e non far scappare le aziende. L'ultima è quella della FCA, che se n'è andata in Francia, no? Allora vorrei un parere da voi sui risultati. Per esempio, abbiamo parlato di Salvini, Di Maio, eccetera, ma Forza Italia come mai è crollata? C'è un motivo dietro il quale non c'è l'imprinting sufficiente, eppure le reti di Berlusconi, i giornali di Berlusconi hanno magnificato la figura sicuramente di una persona molto importante che ha fatto epoca e che quindi è determinante, ha un peso determinante per l'Italia. Chi mi vuole dare una risposta? Vabbè, sentiamo Marco. Il risultato è negativo, che sarà un risultato diverso, pur sapendo che per noi... Qual è il problema? Più che pur sapendo che c'è un problema che è la linea politica, perché noi abbiamo il nostro principale alleato che è al governo e quindi è evidente che se tu attacchi solo il Movimento 5 Stelle, non attacchi la Lega o l'attacchi in maniera diversa, noi questo distinguo, è la mia posizione, non possiamo farlo. Ma non è che la Lega sta rosicchiando anche Forza Italia? Io le dico siccome un conto sono i tecnici, un conto sono gli addetti ai lavori, un conto è la gente fuori, la signora fuori, la massaia, il pensionato legge il titolo, sente il titolo del servizio del telegiornale locale o nazionale che dura poco, no? Tempo. È evidente che noi abbiamo una linea che è una linea, noi siamo all'opposizione, senza se, senza ma attacchiamo molto di più il Movimento 5 Stelle. Io credo che il reddito di cittadinanza, che per esempio è vissuto male dalla Lega Veneta, perché è stato attaccato, però è stato votato a Roma anche dalla Lega, certo, al governo. Io credo che il decreto dignità, la cui rivolta è partita dalle categorie economiche del Veneto e che ha visto alzarsi la voce di Zaia per esempio forte per dire a noi non va bene, a Roma è stato votato anche dalla Lega. Io credo che l'autonomia non arriva perché i ministri del Movimento 5 Stelle non rispondono, ma la Lega non è che può farla sui giornali l'opposizione al 5 Stelle, non è che possono fare maggioranza e opposizione, loro devono dire le cose in Consiglio dei Ministri. Diciamo che questo governo era maggioranza e opposizione. In questo senso un partito che è più grande ha pagato un prezzo. Fratelli d'Italia è riuscito a crescere, gli va riconosciuto e rendo merito anche il risultato personale per esempio di Sergio Berlato, come quello di Achille Variati, tra le altre cose, certo, che 50.000 preferenze in Veneto sono tantissime, però è evidente che partiva da un risultato da un livello più basso, no? Noi parlavamo dal 14, non siamo mica crollati al 6, andati al 4, al 6, abbiamo pagato un prezzo alto per questo motivo. Ecco, secondo me l'unico contratto che vale è quello elettorale, però capisco che la Lega l'ha fatto. Comunque lei ha sollevato io vedo una situazione di questo genere che, diciamo, chiamiamola sinistra, dal lato sinistro dell'elettorato c'è una competizione tra PD e 5 Stelle, dall'altra parte c'è una competizione tra Forza Italia e la Lega e Fratelli d'Italia. Quindi la competizione può essere anche positiva, perché la competizione stimola a far meglio, no? Certo. E quindi è meglio che ci sia competizione, però nel tentativo di far sempre meglio. Comunque lei ha sollevato un problema serio, che è legato al fatto che la politica, o meglio i politici o alcuni politici, hanno perso l'umiltà di stare in mezzo alla gente, perché se si ha l'umiltà di stare in mezzo alla gente se ne capiscono le esigenze, i bisogni, i problemi,
e si tenta di fare tutto il possibile per fare in modo da poter dare risposte. Se si perde l'umiltà, allora si vive su un pianeta diverso, allora c'è sempre più distacco tra la politica. Io sono stato eletto questa è la 4ª volta al Parlamento europeo, sempre con le preferenze, e 3 volte alla Regione del Veneto. Se non si sta in mezzo alla gente non si prendono le preferenze. Ciò significa che bisogna fare in modo di continuare ad avere quell'umiltà che è una dote che non tutti hanno. La politica è una nobile arte, non sempre tutti quelli che fanno politica sono altrettanto nobili, perché hanno obiettivi diversi e spesso divergenti rispetto alle esigenze delle imprese, alle esigenze dei cittadini. Io credo che se torniamo ad avere l'umiltà tutti di stare in mezzo alla gente per sentirne i bisogni, riusciremo anche a migliorare il nostro modo di fare politica e con questo la nostra capacità di dare risposte concrete. Spesso la politica vede nei problemi della gente come dei piccoli granelli di sabbia, ma quel granello di sabbia per il cittadino a volte è una montagna da scalare ogni giorno, e spesso senza l'aiuto né della politica e avendo magari anche la burocrazia che va ulteriormente a creare delle difficoltà. Credo che se riuscissimo ad avere ancora questa capacità di guardare i problemi per quelli che sono e quindi sentire le esigenze della gente, forse potremmo riportare la politica a essere amata come era un tempo. Lei ha fatto menzione di qualche personaggio a me caro, a tutti noi caro, ne ricordo ovviamente, ma è una storia diversa, però potremmo, senza dover evocare il ritorno del nostro zio, credo sia importante fare in modo da riuscire a guardare avanti e imparare anche dai segnali che ci arrivano dagli elettori. Spesso gli elettori, che noi sottovalutiamo, sono molto più avanti e molto più sensibili di noi che facciamo politica, e ci danno a volte dei messaggi, dei segnali che se noi non riusciamo a recepire e a percepire, poi il messaggio successivo che ci danno è questo. Cioè vengono adesso, al di là del parziale recupero del PD, che secondo me è spiegato dal fatto che una parte dei voti del PD erano andati nel 5 Stelle, perché una parte importante dei 5 Stelle sono di sinistra e sono di estrema sinistra, quindi sono tornati a casa una parte dei voti che dal PD erano migrati al 5 Stelle, sono tornati al PD, però è altrettanto vero che quel governo del cambiamento nel quale molti speravano, perché adesso Gigino Di Maio magari si è gasato pensando che tutti quelli che hanno votato il 5 Stelle l'abbiano fatto perché sono innamorati o di Gigino oppure del comico genovese. In realtà hanno votato il 5 Stelle usandolo come strumento per bastonare gli altri partiti, mica per altro. E quindi se il governo del cambiamento, del presunto cambiamento, anziché cambiare in meglio, cambia in peggio il paese, la gente fa presto a cambiare il proprio voto. Anche questo fa parte del gioco, è giusto che sia così, cioè la paura stimola, ma la Lega ha fatto un plan su tutte le altre, sulla concorrenza praticamente. Ma la Lega e Fratelli d'Italia hanno rosicchiato su Forza Italia. Ma il risultato della Lega l'abbiamo visto tutti. La Lega non solo prende tanti voti nel suo bacino tradizionale, nel Veneto, in Lombardia, in quelli che sono i collegi e i territori più importanti per noi, ma oramai il voto è in tutto il paese. Ci sono stati anche dei casi abbastanza eclatanti anche a livello nazionale, insomma, Lampedusa, ma anche Riace, insomma, sì, dove le percentuali sono ben al di sopra, mi pare, del 30-35%, quindi la Lega ormai guarda al paese nella sua interezza con il voto. Ma fa parte anche di un altro tipo di Lega, non è quello vecchio, non è relegato solo a una dicotomia tra nord e sud. Oggi la Lega interpreta l'esigenza del paese. Questo sì, è chiaro, ha detto anche Matteo Salvini. Adesso dobbiamo un po' tarare il modello del partito nei prossimi mesi su quello che è il risultato elettorale e quello che è stato fatto da Salvini in questi ultimi tempi, per cui il partito dovrà un attimo rivedere anche la sua organizzazione, chiamiamola così, i suoi obiettivi, ma questo sarà oggetto, diciamo, della discussione nel prossimo futuro. Si parlava di politici in mezzo alla gente, ecco, per esempio Matteo Salvini, io l'ho visto fare comizi e andare a incontrare gente in paesini in cui non si era mai visto un leader nazionale, ma anche
dei leader locali, cioè in piccole entità territoriali, anche nel sud Italia o in posti insomma molto mai raggiunti, diciamo, dalla Lega. Lo stesso Luca Zaia nell'ultima campagna elettorale legata fra le amministrative e le europee ha fatto 156 interventi pubblici a sostegno dei nostri candidati chiaramente alle amministrative. Ha fatto un video, tra l'altro, dove ha presentato tutti gli incontri pubblici che ha fatto nei singoli paesi. Quindi questo significa che quando fai anche un incontro, incontri la gente nei mercati, eccetera, ti ferma la signora, la casalinga, il disoccupato, le persone comuni, e ti dicono anche quelle che sono le cose che non vanno, quelle che sono i problemi, si levano anche qualche sassolino dalle scarpe. Molto spesso abbiamo sentito anche le cose, e per esempio parlo del Presidente Zaia, lui annota, prende nota, richiama, fa richiamare la segreteria, si interessa ai problemi. L'ho sentito varie volte, per esempio parliamo di problemi tipo sanitario, la Regione Veneto ha il governo della sanità, e ho sentito intervenire direttamente su proprio problemi spiccioli, che sono problemi che riguardano i singoli cittadini, e questo gli dà atto. La gente lo ama anche per questo, lo vede vicino alla gente. Ma il nostro tormentone è: questa autonomia ci sarà? L'autonomia è stata rilanciata da Salvini anche negli ultimi 10 giorni prima del voto, ed è stata portata varie volte in Consiglio dei Ministri. È inutile nasconderci, l'ha detto anche il Ministro Stefani, non c'è l'accordo in 2 o 3 materie che riguardano tra l'altro i ministeri retti da un esponente dei 5 Stelle, e credo che è stato chiesto un voto per cominciare, portare una piattaforma in Parlamento di quello che erano le proposte del Ministro Stefani, ma credo che ora il clima è cambiato anche all'interno del governo. Gli stessi 5 Stelle nel Veneto, i consiglieri regionali, gli esponenti veneti hanno redatto un documento, l'hanno firmato a favore dell'autonomia, e anche questo peserà nel piatto della bilancia, quindi non penso che si riuscirà a nascondere la testa sotto la sabbia ancora per molto tempo. Salvini ha parlato anche di cose da fare veloci, urgenti, quindi le grandi opere pubbliche. La TAV lunedì sarà all'inaugurazione del primo tratto di Pedemontana, e credo che anche questo è un segnale importante. Certo. Marco Marini, autonomia. Beh no, ma sull'autonomia è un referendum di tutti i veneti, tra altre cose è un referendum che ha promosso Forza Italia. Spingerete in questa direzione? No, il referendum sull'autonomia l'ha promosso Forza Italia. All'inizio la Lega voleva l'indipendenza, sì. Quindi l'ha promosso in quella formula. Beh, era un po' meglio, poi l'ha sostenuto, e poi come? Era un po' meglio. No, io l'indipendenza no, io la maglia azzurra sulla pelle no. Se scherziamo è un conto, ma non si scherza col nostro paese. Siamo per l'autonomia, perché l'autonomia vuol dire efficienza e responsabilizza tutte le regioni. Difatti l'hanno chiesta altre 10, l'hanno già chiesta altre 12 regioni, l'ha chiesta l'Emilia Romagna, l'ha chiesta il Veneto, l'ha chiesta la Lombardia, l'ha chiesta la Puglia, ma quale autonomia? La sta chiedendo la Liguria. Il concetto di autonomia è un bel concetto. L'autonomia per me è quella che abbiamo votato col referendum. Sì, ma dopo bisogna andare sul concreto. Sì, sul concreto, quindi con le tasse che restano, una grossa quota che rimane nel nostro territorio, l'autonomia di tutte quelle materie che sono concesse, che la Costituzione concede, perché questo referendum era stato bocciato altre volte dalla Corte Costituzionale, è stato autorizzato, non è che i veneti sono alzati e hanno detto andiamo a votare in 2.300.000 più qualche milione di Lombardo la stessa domenica. Quindi è all'interno della Costituzione, è una scelta che diventa a questo punto politica, che secondo me deve fare il Parlamento, tanto quanto sono per l'autonomia. Ho sempre sostenuto che non è che la firmano Zaia e il Presidente della Regione pro tempore e il Presidente del Consiglio Conte, oggi il Presidente del Consiglio pro tempore. È una scelta che fa il Parlamento, deve essere anche emendabile in aula, e credo che questo sarà il programma che verrà portato avanti, se è interessato il Presidente Mattarella, con i 2 Presidenti dei 2 rami del Parlamento. Il Ministro Stefani ha detto che a lei va bene, quindi la Lega si è espressa dicendo che va bene, così vediamo in aula chi è per l'autonomia e chi non è l'autonomia. Magari si creeranno 2 fronti, ma trasversali, ma è sbagliato far pensare che sia il nord contro il sud. Guardi, ieri c'era in aula il provvedimento sulla sanità calabrese,
E con tutto rispetto, urla vendetta, io voglio che la sanità d'eccellenza veneta sia d'eccellenza anche in Calabria. Io voglio che tutti corriamo veloci, non è che voglio che una parte del paese corra velocissimo, c'è il nord, il Veneto, la Lombardia corre velocissima e corre piano qualche regione del sud. Non è la mia idea di paese, la mia idea è di un paese che sia efficiente ed autonomo nelle sue Ma come realtà possiamo territoriali. portare la Calabria a capire e a gestire la sanità Ma sono le come regole. in Veneto? Ma se è arrivata in aula un provvedimento sulla sanità calabrese vuol dire che c'era qualcosa che non andava, no? Certo. Adesso io stendo un velo pietoso su quello che è successo in aula, e cioè sul fatto che il Movimento 5 Stelle abbia dovuto ritirare la relatrice, perché ne parlavamo prima con i colleghi politici, diciamo, era su tutti i giornali nazionali. Quelle cose lì, anche quello che è successo in aula, non deve avvenire più. Allora, se un ospedale funziona bene a Padova, piuttosto che a Verona, piuttosto che a Vicenza, piuttosto che a Sant'Orsola Malpighi di Bologna, quindi non c'è colore politico. Io chiedo che funzioni allo stesso modo a Catanzaro, magari funziona benissimo, al a di là Napoli, della volontà, a Urbino. come si può fare un controllo? Prego. Lei prima ha parlato di una cosa molto, molto seria, cioè il rapporto tra il politico e i cittadini. Sì. Io ho una lunga storia, ad esempio, ed è una storia di chi ha sempre testimoniato il proprio impegno tra la gente. Forse anche un risultato recentemente ottenuto è la dimostrazione di questo modo mio di stare tra i cittadini. Però guardi, ci sono due modi per stare tra i cittadini. Il primo modo è faccio il populista, e cioè utilizzo le paure, le difficoltà, i problemi dei cittadini per fare dei proclami, in qualche modo, come dire, parlo la stessa lingua dell'uomo della strada, ma non è che mi interessa realmente risolvergli i problemi, mi interessa portare il suo cuore verso di me. Certo. E questo fa a botte con la mia cultura, con la mia storia personale. C'è un altro modo, molto più complicato, molto più difficile, che è quello di stare accanto ai cittadini, capire i problemi, e tentare di trovare una soluzione. Quindi non restando semplicemente lì a fare teatro la mattina, il pomeriggio e la sera. No, c'è il momento del teatro, ma c'è il momento del lavoro, c'è il momento in cui si portano a casa i risultati. Allora, faccio questo ragionamento perché amerei molto vedere, non importa se del mio partito o di altri partiti, dei politici che siano popolari senza essere dei populisti. Io veramente mi viene la pelle d'oca quando penso ai populisti, perché i populisti fanno del male, non fanno del bene. Ad esempio, sul tema dell'autonomia. E io faccio parte di quelli che hanno votato l'autonomia in Veneto un paio d'anni fa. Vabbè, sto teatrino, la Lega la vuole, il 5 Stelle non le vuole, i ministeri, è cattivo qua, cattivo là, vabbè, la Stefani che a un certo punto allarga le braccia, vabbè, tutte cose viste che però non lasciano niente. Ma l'autonomia è un mezzo o è un fine? Mi spiego, cioè una volta che ci porteremo a casa l'autonomia, e ce la portiamo a casa perché insomma se non la si porta Dite a casa che prima o adesso, poi arriva. con un governo in cui il leader che ha stravinto la vuole, con un ministro per le autonomie che è della Lega, con il presidente Zaia che è della Lega, con un risultato straordinario riconfermato dalla Lega, scusa, se non si porta a casa adesso non la si porterà mai più. Ma cosa vuol dire portare a casa l'autonomia? Cioè il giorno dopo cosa succede? Ecco, quello è la domanda. Cosa succede? È che in realtà la partita inizia il giorno dopo, certo. Perché autonomia, che vuol dire responsabilità, vuol dire riuscire a fare meglio, dare dei servizi migliori, magari anche dare servizi ulteriori, certo. spendendo meno. Quindi Certo. grande capacità di efficienza. Qua si misura poi la vittoria o meno di dell'autonomia. Sì. Allora io mi auguro che arrivi l'autonomia,
perché vorrei vedere francamente lo stesso Presidente Zaia al lavoro, sulle maniche davvero, con i suoi, per un paio d'anni. Adesso purtroppo fra un anno si vota un'altra volta, questo è un paese che continua a votare, vota, e ogni volta non si riesce mai a votare su qualcosa. A me sarebbe piaciuto che l'autonomia fosse stata già data e che ci fosse stato un periodo, diciamo un anno e mezzo, in cui poter toccare con mano il miglioramento. Invece ancora una volta temo che arriverà sta autonomia, ma il cittadino non toccherà con mano un bel niente e resterà ancora una volta lì ad aspettare chissà cosa. Sì, credo che l'ansia sia questa, perché abbiamo visto l'unità d'Italia, che era una idea giusta, poi è stata fatta e stiamo ancora piangendo. L'unità europea, che è un'idea perfetta, perché se no continuiamo a litigare, però abbiamo visto cosa sta succedendo. Allora bisognerebbe che, al di là del proporre un'autonomia, ci fosse anche un progetto con tempi diversi da cui poter prendere indicazioni, e allora la gente si innamora anche del progetto e naturalmente c'è un contratto, perché in un progetto tra il cittadino e chi lo propone nasce un accordo, un contratto. Se non lo rispetti tu la prossima volta non ti vedo più, no? Fratelli d'Italia cosa dice? Ma noi, come lei ben sa, io da coordinatore regionale del partito ho portato tutto il partito a votare a favore del referendum, che non chiedeva né secessione né indipendenza, ma il referendum del 22 ottobre 2017 ormai, chiedeva maggiori forme di autonomia nel rispetto della Costituzione e nel rispetto di quel valore per noi indiscutibile che è quello dell'unità nazionale. Noi a queste condizioni abbiamo votato e fatto votare a favore del referendum, anche con la garanzia che c'era stata data che entro un anno dal referendum ci sarebbe stata data l'autonomia che è un contenitore sul quale tutti sono d'accordo, ma ci si divide sul contenuto del contenitore, ecco. Ognuno, perché e il vostro contenuto quale potrebbe ipoteticamente, noi ribadiamo che l'autonomia deve essere responsabilità ma anche efficienza, perché l'obiettivo non è quello di far mettere una medaglia a Tizio o a Caio che più di altri ha voluto il contenitore. L'obiettivo è quello di migliorare la nostra capacità di dare risposte concrete ai cittadini, certo. Cioè di rendere più efficiente la macchina pubblica per fare in modo che con minori risorse spese meglio si riesca a dare un servizio migliore ai cittadini. Questo è l'obiettivo, no? Da dove comincerebbe? Lanci una sfida. Semplice, la questione della responsabilità. Se noi portiamo più vicino possibile al cittadino i centri decisionali, il cittadino sa con chi prendersela, perché adesso decide qualcuno a Roma o qualcuno a Bruxelles, però non si capisce mai di chi è la colpa. Ancora adesso vediamo che il governo prende delle decisioni che riguardano ad esempio gli imprenditori, no? Gli imprenditori hanno bisogno di avere, perlomeno di non avere lo Stato contro, di non avere le istituzioni contro, di essere messi nelle condizioni di poter competere ad armi pari con gli altri imprenditori. La burocrazia contro. Allora, ma sulla burocrazia, anche su questo, tutti dicono di essere contro la burocrazia. In realtà la burocrazia serve, bisogna schierarsi contro la mala burocrazia. Le faccio un esempio d'Europa, che io lo conosco bene, dove la burocrazia è 100 volte più potente rispetto alla burocrazia italiana, sì. Con la differenza che funziona però. Funziona, sì, perché in Europa noi sappiamo con un anno di anticipo cosa faremo l'anno dopo. Sono programmati tutti gli incontri, tutti i lavori, sono programmati con un anno di anticipo e stiamo parlando di programmare il lavoro di più di 700 deputati in rappresentanza di 28, adesso non so se con la Brexit. Per dirlo ai nostri telespettatori, la burocrazia europea potrebbe essere un modello, magari anche da migliorare, da portarle in Veneto perché le cose si facciano in tempi reali. Quando noi parliamo di responsabilità che devono avere i politici, bisogna che la responsabilità sia in capo anche ai burocrati, perché i politici, io quando sono diventato assessore, assessore regionale nel 94, mi spiegarono i dirigenti che ho trovato lì, mi dicevano: assessore, lei vuole cambiare tutto, in realtà guardi che noi ne abbiamo visti passare tanti di quelli che volevano cambiare tutto, però voi al massimo rimanete qua 5 anni, noi rimaniamo qua invece 20, 30, 40 anni, certo. E quindi spesso il vero potere non lo esercita il ministro di turno, l'assessore di turno, ma lo esercita il burocrate che è lì, che sopravvive anche. Aspetta, per fare, siccome purtroppo
le normative vigenti non ti consentono di fare lo spoil system, no? Quindi arrivano i politici che vincono e si portano dietro anche tutti quanti i funzionari e quant'altro. Certo. Nel nostro paese questo non viene fatto. Allora io, proprio per dare un segnale, siccome non potevo lasciarli a casa, e io non ho mai chiesto a nessuno di iscriversi a un partito, semplicemente di migliorare il loro modo di dare risposte concrete ai cittadini. Allora, sulla base di questo ragionamento, per dire, siccome un burocrate che è lì al suo posto da 30 anni, quello esercita il potere molto più di un assessore del ministro, quindi li ho cambiati tutti di posto. Li ho cambiati tutti di posto perché uno, se resta 30 anni lì, vuol dire che l'esercizio del potere lo da lui, e quando alle volte parliamo della corruzione tra i politici, io vorrei che si affrontasse il problema della corruzione tra i burocrati che si nascondono dietro i politici per far assumere i politici le decisioni di cui si avvantaggiano le clientele che vengono gestite dai burocrati. Quindi è applicato un principio che viene utilizzato negli Stati Uniti, dove il politico che va al potere cambia la struttura perché sia adeguata. Però io non sono molto d'accordo nel dare, ma mi pareva anche tu peraltro, di dare sempre la colpa ai burocrati, i cattivi burocrati. Io mi sono schierato contro la mala burocrazia. La mala burocrazia. La burocrazia serve. Perché una buona burocrazia, se ha dei politici preparati, che quindi danno il taglio, danno gli obiettivi, li controllano, danno i tempi, tutte cose che un politico che sa, non di quelli che sanno neanche che 2 per 2 fa 4, perché adesso abbiamo anche non c'è più scuola di partito, non c'è più niente, no? Per cui uno si ritrova dall'oggi al domani parlamentare italiano. I parlamentari europei no, perché i parlamentari europei devono passare attraverso il vaglio dell'elettorato che deve scrivere i nomi, cambia tutto. Lì cambia tutto, lì cambia tutto. 5 Stelle mi sa che loro però loro, vabbè, 5 Stelle è tutto. Intendo dire la preparazione, la serietà, l'autorevolezza sono parole che stiamo un po' perdendo. E perdendo queste parole qua è ovvio che poi ti metti nelle mani della burocrazia, che può essere buona, può essere cattiva. Ma la burocrazia perché se no può diventare un alibi. C'è una regola, cioè la Bassanini, per essere più chiari ancora, e la burocrazia non può diventare un alibi. Esatto. La politica deve esercitare l'indirizzo e il controllo. Perché se no diciamo che l'autonomia, guardi, sull'autonomia avveniva che fino a 20 giorni fa si diceva che il problema non era più politico, lo sto dire in trasmissioni televisive, non era più politico ma era tecnico. I tecnici dei ministeri non rispondono. Era una balla clamorosa. Per carità, una balla clamorosa. Guardate che c'è una regola era che la politica era, scusa Sergio, sì, era che il Movimento 5 Stelle non dava risposte, alcuni ministri non davano risposte. Certo. E quindi scaricavano poi, per evitare la crisi di governo, perché stando alle parole di Matteo Salvini, sull'autonomia c'è la crisi di governo, se no. Adesso l'autonomia, oggi ha detto Matteo Salvini, che arriva entro giugno. Quindi o giugno, diciamo che la prima volta era il 22 dicembre 2018. E come no? E credo che Draghi avesse prenotato anche Palazzo Ducale. Poi è stato Natale. Sì, 22. Poi è stato Natale. Poi è arrivato invece il carbone della Befana invece del regalo dell'autonomia. Poi è stato il 15 febbraio. Poi è stato l'inizio della primavera. Adesso è giugno, vediamo se arriva a giugno. In questo lungo periodo veniva scaricato tutto sui tecnici. Non era così, è la politica che deve decidere. Certo. La regola fissa è che la burocrazia è forte quando la politica è debole. È come i vasi comunicanti. Quindi allora, se il burocrate ha un politico che sa dove andare e ha un progetto chiaro nella testa, il politico dà l'indirizzo al burocrate, che può essere indispensabile per attuare le decisioni della politica, ma se il politico è debole, la burocrazia diventa forte e le decisioni non vengono prese da coloro che sono eletti dai cittadini, le decisioni vengono prese da coloro che si nascondono dietro agli apparati burocratici per prendere delle decisioni che spesso sono, io ho visto anche quando si tratta di applicare in Italia le direttive comunitarie, no? Allora, molto spesso noi vediamo l'Europa come una matrigna pronta a multarci per le quote latte, 626, sicurezza dei posti di lavoro, nitrati. Allora, in realtà succede che una direttiva anche positiva che viene approvata dall'Unione Europea, nella fase applicativa in Italia, la burocrazia applica la direttiva sempre in modo più restrittivo.
Perché il burocrate prima di tutto mette a riparo il suo punto di congiunzione tra la schiena e le gambe, cioè fa in modo da dire io mi metto a riparo e anche se potrai dire di sì al cittadino o all'imprenditore, dico di no, perché quando io gli ho detto di no io non vado in mezzo a guai, quindi io mi sono messo a riparo. Questo è quello che succede, la burocrazia è forte quando la politica è debole. Se ci fosse una politica forte anche la burocrazia starebbe agli indirizzi di natura politica che vengono dati da coloro che sono eletti e non da coloro che rimangono lì per effetto di clientele e quant'altro. Quindi la burocrazia serve, ma la buona burocrazia, dobbiamo combattere la cattiva burocrazia, non la burocrazia indispensabile per attuare le decisioni della politica. Sandona, sta burocrazia, che succederà quando c'era l'autonomia? Ma intanto... cioè Zaia prenderà il martello e comincerà a sistemare le cose? Intanto perché guardi credo... che di burocrazia il Veneto è il meglio delle regioni probabilmente, Lombardia eccetera, però di burocrazia stiamo morendo. Le faccio un esempio, devo comprare dei fagiani, per il popolare ho una tenuta sui colli, li metto lì perché è bello, no? Posso mica? È vietato. Devo fare un incartamento speciale, ci vorrà almeno un mese, per cui quelli che ho ordinato non me li danno, perché io devo documentare la provenienza, cosa ne faccio, cos'è, e se nascono devo andare in provincia a denunciare, mi sono dati 3 fagiani, 5 fagiani, se il pulcino muore devo andare in provincia a dire il pulcino mi è morto, perché se viene la forestale e dice ma il pulcino dove è andato a finire, e dico è morto, bravo, 50... Qua sono 5.000 euro di multa. Allora, mi domando, stiamo parlando di pulcini. Allora, si può snellire sta cosa, perché non è che mi voglio mangiare io i fagiani, perché se devo mangiare un fagiano vado a comprarlo al macellaio, no? Perché c'è ancora, ecco, per dare subito una risposta, purtroppo nel nostro paese c'è un approccio ideologico che dà più importanza alla vita di un uccellino che non a quella di un bambino. E allora l'esagerazione, l'integralismo animalista porta spesso a delle conseguenze che sono devastanti. Noi abbiamo visto alcune opere infrastrutturali, anche nella nostra regione, bloccate per decenni perché il tratto autostradale interessava un laghetto dentro il quale c'erano le salamandre. Per dire, no, avremmo potuto spostare il salamandre e il laghetto qualche metro più in là, perché magari non facendo l'opera infrastrutturale lì in quella strada sono morte decine e decine di persone, perché le infrastrutture non erano adeguate. Ecco, per dire, alle volte ora noi che siamo rispettosi dell'ambiente, perché noi le vengo incontro. La scorsa settimana abbiamo parlato dei cinghiali dei colli e di altri animali tipo che non sono autoctoni, qualcuno l'ha preso, li ha portati là, li ha mollati, questi poveretti, come fa la natura, si sono riprodotti. C'è un disastro. Io credo che non ci sarà la prossima generazione di agricoltori sui colli, perché i figli degli agricoltori, a fare la fatica che fanno i loro padri, non la vogliono fare più, ma non perché non sia bello, ma perché è un disastro. Provate a immaginare che uno coltiva il grano e quindi il ciclo è annuale, arriva a raccoglierlo e non lo trova più. Per raccogliere quel grano ci passeranno altri 12 mesi, non è una multa, dice vabbè pago la multa, ho sbagliato, oppure no, è un ciclo legato alla terra che fa impazzire la gente. Non ho l'esperienza ma c'è di più, che il rimborso è pari massimo a 15.000 euro, perché se ho avuto un danno di 90.000 euro te ne do 15, sempre la burocrazia, ma anche la politica, perché queste cose la politica deve saperle, domani mattina si cambia subito, cambiamo subito. Io ho fatto approvare una legge nel Consiglio regionale del Veneto che dà la possibilità ai sindaci, anche nel Parco dei Colli, di classificare diversamente le aree del parco per permettere il contenimento dei cinghiali.
questo è un provvedimento che abbiamo dato e abbiamo chiesto ai sindaci. L'ho già sentita, mi scusi. In altri paesi fanno una cosa molto semplice, perché c'è un'organizzazione che se ammazzi il cinghiale col permesso, arriva un'auto frigo, tanto lo devi chiamare immediatamente, prima ancora che diventi freddo. Arriva, forse anche mezzanotte, un'auto, viene caricato sopra, viene portato in macelleria, e se non lo fai ti becchi delle multe e tutto il resto, no? Allora, in altri paesi ci si dà il permesso, quantomeno al contadino che ha la sua terra che lo vuole difendere, perché il contadino non difende i suoi interessi, difende i nostri interessi, perché se i colli ugani non vengono governati è un disastro. Allo Stato costano 1000 volte di più di quello che fa invece il contadino, non a tempo perso, a tempo pieno, perché ha interesse a gestire il suo territorio e la somma della gestione di questi territori porta all'eccellenza dei colli ugani e si dovrebbe fare di più. Ma perché ci vuole un'organizzazione con una spesa della regione di migliaia, decine di migliaia, non so, 100.000, 200.000 euro, non so cosa viene fuori, il prodotto che viene poi raccolto, 900 cinghiali vengono venduti e il ricavo fa parte di questa cosa qua. Professore, in realtà perdiamo il senso del buon senso. Bravo, grazie. Cioè, voglio dire, in natura c'è sempre stato l'equilibrio, no? Ma questo è squilibrato, i cinghiali non ci sono sui colli. E quando questo equilibrio, per quindi effetto difendo un animale, se ci metto i leoni, non è che posso difendere i leoni, arrivano i lupi, non posso difendere i lupi perché non ci sono, ma certo che e quindi quando arriva un lupo lo prendo, lo catturo, lo porto da un'altra parte. No? Se ci fosse buon senso, come giustamente ricorda il collega quella Ryan, ci vorrebbe in politica un po' più di buon senso. Si affronterebbero queste cose sulla base di nozioni di natura tecnico-scientifica, cioè quanti cinghiali ci possono essere in un territorio? Zero. Dopodiché diciamo un tot. No, mi scusi, il limite lei massimo. vada su Montevenda, bisogna andare per vedere, sono andato di persona a Montevenda. La conosco molto allora, sotto le piante che ormai sono decrepite, no? Che stanno cadendo da sole perché va coltivato, poi anche il bosco va coltivato, non cresce più niente. I cinghiali hanno arato tutto, è secco, quando piove, come è successo adesso, slavina la e quindi lei vuole dire che con l'autonomia sistemeremo tutto invece? Bravo, dimmi che sei così. Ti propongo per il premio Nobel. Con l'autonomia. Ma questa autonomia ce la dà il governo o no? Perché secondo me non ce la dà, arriva annacquata. E questo è il problema. Certo, anch'io mi auguro che arrivi, ma il problema è che ormai facciamo una battaglia su quale autonomia, non solo sull'autonomia, ma Zaia non firmerà qualsiasi autonomia. Zaia l'ha sempre detto, siccome la firma la deve mettere il Presidente della Regione, perché questo prevede diciamo, la norma, Zaia non metterà la firma su qualsiasi... E invece per esempio le Olimpiadi che voi giustamente pubblicizzate sono state, proprio riconosciuto dal CIO, dalla Commissione del CIO, una grande prova, non ha usato questi termini ovviamente la Commissione del CIO, di autonomia, perché quando hanno fatto l'incontro qua in Veneto e Lombardia hanno detto proprio, la Commissione ha detto che c'è stato da parte di Veneto e Lombardia una garanzia assoluta dal punto di vista sia economico, strutturale, di impegno che va premiato. Ha fatto riferimento al CONI, al Veneto, Milano e Cortina naturalmente, al Veneto e alla Lombardia, perché il governo di fatti ha messo proprio all'ultimo momento, stimolato anche da molti di noi, ha detto ok, per il governo ha messo solo le garanzie accessorie alla fine, cioè non è che il governo ha messo altro, ma sia Zaia che Fontana, sia Sala che Ghedina avevano detto ci pensiamo noi. Siccome Cortina è un comune più piccolo rispetto a Milano, da questo punto di vista il Veneto ha fatto la parte più grande e forse la Lombardia meno, perché Sala era in grado, diciamo, di pensarci un po' di più, però sarà una vittoria, io mi auguro, toccando ferro, quella di riportare le Olimpiadi in Italia, e Cortina si è lanciata nel 60, Cortina è diventata la perla delle Dolomiti grazie alle Olimpiadi, no? Certo. Con tutto lo spettacolo mondiale che c'è, perché la più grande manifestazione olimpica sarà una vittoria del nostro territorio. Della Lombardia, del Veneto, dello sport italiano, perché senza Malagò e il CONI non saremmo il CONI ha avuto l'intelligenza di inventarsi
Prima era Milano-Torino, quando ovviamente l'Appendino, come fece la Raggi per le Olimpiadi estive, ha balbettato, Zaia è stato bravissimo, si è inserito, e certo il CONI li ha messi insieme ed è riuscito a far diventare una candidatura estesa. Anche se qualche criticità c'è, no? Perché, no, c'è ancora, perché certo. Per dire, no, al di là adesso dell'ottenerla o non ottenerla, una volta ottenuta ci sarà un grande lavoro da fare. Certo, come si arriverà a Cortina? Come saranno i flussi? Perché oggi avendo partecipato a 3 giochi olimpici, scusi professore, avendo partecipato a 3 giochi olimpici estivi che sono ancora più grandi, conosco un pochino diciamo le difficoltà che ci sono. Io le ho fatte negli Stati Uniti, Los Angeles, in Asia, Seoul, quindi in Corea, e ho fatto Barcellona in Europa. La più bella secondo me delle mie è stata Barcellona. Perché c'era anche il calore europeo. È chiaro che dopo diventa molto difficile, però ad oggi, siccome parlavamo di autonomia, dico, se siamo in grado di organizzare la più grande manifestazione che c'è al mondo, è vero che sono quelle invernali, sono un po' più piccole, ma ci sono, comunque restano le estive, i mondiali di calcio e le Olimpiadi invernali. Se siamo in grado di presentarci al mondo, poi io mi auguro che vinceremo, l'unico handicap che abbiamo è che la Svezia non li ha mai avuti. Quindi mai sottovalutare l'avversario, lo dico da atleta, da ex atleta. Finché non si taglia il traguardo, ha fatto bene Zaia a ricordarlo, testa bassa. Ma sicuramente sarà così, però sarebbe una grande vittoria dei territori. Ripeto, il governo italiano, siccome i 5 Stelle di Olimpiadi non volevano sentir parlare, hanno messo le garanzie accessorie ad oggi. Cioè le risorse sono quelle che servivano. A noi crediamo veramente. Io mi auguro che le vedranno presto. Scusate, ma al di là delle Olimpiadi che ci auguriamo che vengano realizzate qui da noi. C'è stata la questione del tennis. Ma noi veramente crediamo che due forze politiche che sono al governo da più di un anno e che avrebbero potuto affrontare la questione dell'autonomia nei primi 3 mesi, entrambe le forze politiche che mirano ad andare a prendere voti al sud, dove l'autonomia non viene vista molto bene, voi vi illudete che possiamo avere entro giugno l'autonomia? Cioè veramente siamo qui a prenderci per i fondelli? Scusate, aspetta, io mi auguro, perché io mi sono esposto personalmente e ho garantito io personalmente, anche con il mio partito a livello nazionale, sul fatto che stavamo facendo sul serio qui in Veneto chiedendo un'autonomia possibile nel rispetto dell'unità nazionale. Allora, in base a questo ragionamento, siccome il contratto di governo che si regge tra 2 forze politiche che sono antitetiche l'una all'altra, però hanno fatto un contratto, no? Il contratto in cosa consiste? L'accordo è: tu 5 Stelle proponi una cosa che a me fa schifo, cioè reddito di cittadinanza, cioè paghetta di Stato, io te la approvo, l'importante è che poi quando propongo una cosa io, tu me la approvi. Questo è il contratto. Il contratto è questo. Se veramente l'autonomia fosse stata vista come una priorità, dopo aver approvato quella schifezza del reddito di cittadinanza, detta paghetta di Stato, avremmo visto porre come priorità l'autonomia. Perché non è stata messa come priorità? Abbiamo parlato di tante altre cose e il governo non ha messo come seconda cosa, come seconda priorità l'autonomia. Il problema, ecco perché dicevo attenzione, perché finché noi parliamo di autonomia o di altre questioni, in realtà facciamo come quelli che vanno a rubare le galline all'interno delle fattorie. Come fanno a rubare le galline senza essere impallinati? Danno fuoco ai fienili dall'altra parte della fattoria, in modo tale che quando il padrone di casa scende con i secchi d'acqua per spegnere il fienile che va a fuoco, il ladro va a portare via le galline. Non vorremmo succedesse la stessa identica cosa. Noi siamo qui a parlare di autonomia, ma io in mezzo alla gente sento parlare di ragazzi che non hanno il posto di lavoro, devono prendere la valigia e andare a Londra a fare i camerieri o a Sydney a cercarsi un lavoro. Sento che ci sono i pensionati che ormai non ne hanno più perché non riescono a tirare a fine mese, perché chi ha una pensione minima si sente trattato peggio di un extracomunitario, perché lo Stato per i nostri pensionati riserva, dopo una vita di lavoro, di aver pagato le tasse e essere a posto con tutto, lo Stato riconosce a un nostro pensionato 450-500 euro. Per l'ultimo di extracomunitari che arriva dall'altra parte del Mediterraneo, lo Stato spende 1250 euro al mese. Quindi io ho chiesto più volte che i nostri pensionati abbiano lo status di extracomunitario, di profugo, perché se avessero lo status di profugo almeno sarebbero trattati alla stessa stregua con la quale vengono trattati coloro che vengono dall'altra parte del Mediterraneo. Allora io sento parlare di queste cose nelle piazze, sento parlare anche dell'autonomia, di questa chimera che speriamo arrivi, ma se pensiamo
che con questo governo si possa avere l'autonomia, allora manchiamo di rispetto alle persone. Manchiamo di rispetto alle persone. Guarda, cioè non voglio fare interlocuzione, un attimo solo, sentiamo le ultime due. Volevo dire, il problema è nato anche da un crescendo di prese di posizione di politici o comunque rappresentanti, diciamo, dei territori, vari territori nel sud, che hanno via via hanno cominciato iniziato a fare delle dichiarazioni, delle prese di posizioni via via più gravi. Cioè, a me viene in mente per esempio il presidente nazionale di Confindustria, cioè Boccia. Anche lui ha preso una posizione, diciamo, non nettamente contraria all'autonomia, ma fortemente critica, usando anche dei termini che francamente considero anche inaccettabili, perché pensiamo che il nostro territorio, la gran parte delle persone è andata a votare a favore dell'autonomia, quasi 2 milioni e 400 mila veneti, di tutte, diciamo, le idee politiche, quindi è fortemente voluta dai cittadini di questo territorio, e non solo di questi territori, ma poi anche da parte dei rappresentanti territoriali. Penso a qualche presidente di regione che non pensa al malgoverno della propria regione, al malfunzionamento di certi meccanismi della propria regione, a migliorare quelli che sono i vergognosi costi standard di quella regione negli acquisti, per esempio, di materiali sanitari, per esempio. Certo, penso a qualche regione del sud, di cui si dibatte da tempo, medici, all'ordine dei medici di Bari che fanno un manifesto vergognoso, più che vergognoso, in cui si mette la foto di una malata di cancro e si dice che questo potrebbe essere associato, diciamo, con l'autonomia funzionerà ancora meno la sanità nelle regioni del sud. Queste sono state le prese di posizione anche a livello purtroppo nazionale da parte di esponenti, diciamo, politici nazionali. Ora con il voto, specie in Veneto, è stato detto che su questo bisogna andare avanti velocemente. Bisogna andare avanti, però io mi augurerei, proprio per non prendere in giro i cittadini, che nel momento in cui arriverà l'autonomia, e arriverà, Sergio, perché fino a ieri Di Maio poteva dire qualcosa. Cede con fermezza, dici tu. Dici che cede con fermezza. Sto poveretto o ritrova la forza e la dignità e molla il governo e si va alle elezioni, oppure resta ostaggio e dovrà dire di sì a tutto. Quindi arriverà l'autonomia. Mi piacerebbe tanto che il presidente Zaia e la giunta regionale dicessero: ecco, saranno 23, saranno 22, 21 le materie. Nel primo anno di applicazione dell'autonomia vedrei per la materia A questo obiettivo, per la materia B questo obiettivo, cioè con molta chiarezza. La scuola, questo è l'obiettivo dell'autonomia, tempificata, 1 anno, 2 anni, no 20 anni. E dopo i cittadini ragioneranno veramente di autonomia. I cittadini sui risultati ottenuti, assolutamente, e parlare prima. Ma questo era il non detto, questo era il sottinteso che stava dicendo, per la verità. E questa sarebbe la grande, il grande potere del voto, no? Il voto dato non su un sogno, voto dato non su un'impressione, non su una sensazione, non su un'emozione, ma il voto dato sulle cose serie, quelle che si ottengono e quelle che invece sono state sull'autonomia i 5 Stelle spariranno. Io mi augurerei che sull'autonomia concedendo il loro spariranno. Io sono ottimista per natura, questo non mi impedisce di essere realista. Certo, ma bisogna essere realisti, perché scusate, l'ottimismo è una cosa, siamo una famiglia, siamo una tribù, siamo una regione. Se io dico qualcosa in famiglia, o lo faccio o ci sono delle cause molto importanti che me lo impediscono. La stessa cosa deve avvenire nel Veneto, in Lombardia, in Sicilia, eccetera, no? Che diventa un è una cosa che non sta in piedi. Ma non c'è motivo per bloccare l'autonomia, neanche logico. Cioè, quando il presidente di Confindustria, che doveva essere un'organizzazione che diciamo promuove, propone l'efficientamento, no, della pubblica amministrazione,
si mette leggermente di però devo traverso, dire che i veneti, le territoriali venete, alcune, il presidente per esempio di Padova Treviso ha risposto immediatamente a boccia. Certo, no, va detto, perché sennò facciamo gli Guillermo Facci, no? Massimo Finco, il presidente Finco, ha detto anzi che il presidente va scelto in modo diverso. In Parlamento c'è una maggioranza, è questo che si vedrà, ha ragione. C'è stata una maggioranza per approvare la paghetta di Stato, reddito di cittadinanza, sì. C'è stata una maggioranza per approvare il decreto dignità, sì. C'è stata una maggioranza per approvare la fatturazione elettronica, sì. E tutte queste cose hanno trovato la contrarietà di Confindustria e di quanti gli altri. E quindi le cose che hanno voluto approvare le hanno approvate perché i numeri li hanno. E se hanno i numeri per approvare anche l'autonomia, perché non l'hanno approvata perché finora? Salvini doveva fare l'operazione subito. Allora, bene, allora siccome noi siamo fiduciosi, però il tempo è scaduto. Siccome i numeri li hanno, il tempo delle promesse è scaduto. O portano a casa il l'ultima data, risultato. Sergio, adesso l'ultima data è di oggi, giugno. Giugno è domani. Restiamo in attesa. Resteremo in attesa. Ci rivediamo dopo il 6 giugno, va bene? Allora, bene, grazie. Grazie per essere stati con noi a Marco Marin, a Achille Variati, Sergio Berlato, grazie a Luciano Sandonà. Ermanno, allora, settimana prossima parliamo di un problema vecchissimo, ma che oggi si ripropone in maniera inquietante, l'antibiotico resistenza. Antibiotico resistenza vuol dire che i batteri hanno imparato a difendersi biochimicamente e quindi praticamente i farmaci che noi normalmente utilizziamo non sono più efficaci come lo erano una volta e quindi bisogna cercare nuovi farmaci, nuove situazioni. A questo aggiungeremo un altro aspetto che fa parte appunto dell'antibiotico resistenza, l'epigenetica, cioè la possibilità che l'organismo, in base alle esperienze fisiche che fa la persona, poi pian pianino modifica. È finita l'epoca dove si pensava che l'aspetto genetico fosse ereditario e fosse fisso. Invece il comportamento dell'uomo, il modo di vivere dell'individuo, qualunque individuo esso sia, animale o umano, cambia la sua struttura molecolare e la sua struttura genetica. E questa è una ricerca che porta a delle conclusioni molto interessanti ed è il motivo della prossima puntata. Certo, sempre che non ci siano novità di carattere politico. Comunque un passaggio politico lo faremo d'obbligo. Certo, grazie ancora ai nostri ospiti, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito fino a quest'ora. Appuntamento venerdì prossimo, qualche minuto dopo le 21, TV7 Match. Buonanotte a tutti.